Un Cagliari che non è riuscito a strappare un punto alla Sampdoria, malgrado una prova diligente, generosa, anche agonisticamente di rilievo. Ha deciso un rigore di Quagliarella, ha trasformato la Quagliarella, decretato con un po' di generosità per atterramento di Gabbiadini ad opera di Pellegrini nel corso del secondo tempo. Un Cagliari che ha tenuto molto bene il campo nel corso della prima frazione di gioco, ribattendo colpo su colpo, lasciando alla Samp qualche accelerazione ogni tanto con la squadra di Giampaolo che riusciva a portare tanti uomini in attacco e murando i tentativi di conclusione da parte della squadra blu cerchiata. Poi nel secondo tempo invece un inizio più timido, ha aumentato il ritmo la squadra di casa che ha avuto più di un'occasione, ha stretto d'assedio il Cagliari, si è salvato Cragno in occasione di una parata importantissima su Quagliarella, così come aveva fatto Audero nel corso del primo tempo su una genialità di Barella che aveva liberato per la conclusione Pavoletti. Alla fine insomma il Cagliari stava riuscendo, anche soffrendo, a mantenere il risultato e ha subito il gol nel modo forse più indecoroso, appunto questo calcio rigore di cui è stato detto. Non c'è stata poi reazione perché non c'era la forza della squadra cagliaritana per poter attaccare contro la Samp. L'esordio di Dorattiotto e quello di Verde dimostrano insomma che si è dovuto ricorrere ai giovani della primavera e questa è comunque una bella notizia. Sono i primi giovani che vengono fuori dal settore giovanile targato Giulini, perché sono i primi che quando è arrivato il neopresidente avevano 13-14 anni, quindi non si possono definire prodotti del vivaio precedente, sono cresciuti negli ultimi 5 anni e cominciano a vedere la prima squadra. La prova dei due è stata generosa, hanno tentato di fare la loro parte, soprattutto sul piano tecnico e tattico sono stati molto diligenti, qualche spunto Dorattiotto, qualche bella lotta in avanti anche Verdi che ha giocato meno di Dorattiotto, insomma indicazioni positive per quelle che sono le prospettive future di approdo in prima squadra dei giovani che stanno crescendo sotto l'ala nella primavera di Max Canzi, ma soprattutto con il coordinamento di giocatori che al Cagliari ci tengono tanto come Conti, Agostini, Cossu, insomma un primo segnale da questo punto di vista che finisce per essere la nota lieta di questo match. Rimane il risultato negativo ma che era prospettabile contro una squadra di fascia decisamente superiore con molte alternative malgrado le tante assenze. Un risultato che dimostra ancora però anche la bontà di quelli che sono i 10 undicesimi che il Cagliari aveva in campo, tolto Dorattiotto, insomma aveva comunque una squadra competitiva che è riuscita ancora una volta a dare solidità ai propri reparti e che in futuro può essere il riferimento base, il punto di partenza per poter inserire tutti quei giocatori che in questo momento occupano l'infermeria. Insomma una sconfitta sì, ma senza farne una tragedia, perché tutto sommato un po' d'amaro in bocca rimane per il rigore di Quagliarella. Non è detto che la Sampdoria continuerà ad attaccare come stava facendo, il gol non l'avesse trovato su azione, alla fine forse è meglio per noi poter recriminare avendo un motivo in più per poter essere positivi che per loro che potevano magari vincere senza avere quest'ombra del rigore concesso con una certa generosità dal VAR, in particolare Mazzoleni che non ha messo in discussione la decisione del signor Massimi. Ora venerdì c'è l'Inter, è difficile capire quanti giocatori si potranno andare a recuperare, uno di sicuro, João Pedro, quindi 10 undicesimi di oggi più João Pedro metterebbero in campo comunque una formazione almeno all'inizio proponibile, con le alternative che potrebbero ritornare invece in panchina dopo l'infortunio. È chiaro che il Cagliari deve guardare avanti in questo senso e mantenere la calma, perché comunque la classifica non è disastrosa, addirittura permette di poter avere quei punti di vantaggio in attesa proprio dei recuperi. In particolare serve il recupero del trequartista, quello di Birsa, che è l'uomo che dà equilibrio al reparto. I 5 giorni sono pochi per tentare di recuperare qualcuno per l'Inter, ma sappiamo che alla Sardegna Arena il clima è tutt'altro che quello in trasferta e quindi anche il pubblico cagliaritano può fare qualcosa per aiutare il Cagliari nel prossimo match.